Il diavolo e Dragan Sigan, questo è il titolo del film ambientato anche qui in Friuli Venezia Giulia. Sì, sono partita, aspetta, e qui c'è... Ma così me lo dici? Vabbè, E qua siamo così a Telefriuli. Enzo Salvi è arrivato qui a Telefriuli, ma in particolare in Friuli Venezia Giulia per le ultime scene. Sono le ultime 2 settimane del film, sì. Siamo partiti dal Trentino, siamo passati per Latina, Priverno e poi siamo atterrati qui tra Udine e Pordenone. In un film, e poi finiremo ad Ostia. Ad Ostia, in un film che ti vede in un ruolo drammatico. Forse non siamo tanto abituati, o perlomeno io. Ma nemmeno io. Ah, nemmeno tu? Meno male, perché noi siamo abituati a vederti sorridere. A dispensare risate, per questo stiamo insieme, ti vedo che mi guardi e ridi, la cosa mi fa piacere. Sì. E in questo ruolo come ti stai trovando? Beh, diciamo che è un'esperienza veramente, per me professionalmente meravigliosa, che è reduce dal successo che è nato, cioè praticamente l'idea del film è nata tutto dal successo del corto Solamente tu, per la regia di Emiliano Locatelli, con il quale condividiamo la passione, soprattutto l'amicizia per il cinema e per la televisione. E questo corto ha avuto un successo planetario, è stato veramente apprezzato da tutti i festival, io sono stato pluripremiato come miglior attore, il protagonista è il mio cane, Peggy, un Labrador, che parteciperà prossimamente nel film, perché è il nostro talismano porta fortuna. Da questo è partita l'idea di Emiliano, che aveva questa sceneggiatura chiusa nel cassetto, me l'ha fatta leggere e così l'ho convinto a renderla, a crearla, a concretizzare questo meraviglioso progetto. Interpretare un ruolo drammatico per me è un motivo di grande soddisfazione, poter dare la possibilità agli altri di apprezzare le mie capacità artistiche sotto un altro aspetto, ecco. Enzo Salvi è qui in Friuli Venezia Giulia, è anche grazie a Gianluca De Bortoli che l'ha portato qui e c'è una stima, un affetto, e soprattutto grazie a Gianluca De Bortoli. Che lui, cioè dicono che noi siamo polentoni, ma lui è ancora peggio, no? Perché Enzo è una persona che, a differenza di tanti altri che ho conosciuto, è una persona che guarda molto la sua famiglia, cioè lui quando finisce di lavorare la prima cosa che fa corre dalla famiglia, quindi tirarlo fuori un po' dalla sua famiglia è difficile, no? Perché lui è molto attaccato alle sue origini, alla sua famiglia, ed è una cosa buona, insomma, no? Per attori di questi livelli, no? Che sono circondati sempre della situazione un po' più, sai, di gossip, di queste cose qua, no? Noi siamo amici ormai da quasi 10 anni, io l'ho conosciuto perché feci un'esperienza su Rai Radio 1 a Roma per il mio social, ci siamo conosciuti così e siamo rimasti amici e siamo diventati come due fratelli, quindi quando lui mi ha detto vieni su a fare una scena del film in Trentino, io gli ho detto guarda però vorrei portarti in Friuli, così stai 3 giorni con me prima di tutto, no? Sì. E poi anche perché per valorizzare un po' il territorio e ce l'abbiamo fatta. Ecco, raccontiamo un po' del film, Enzo. Il film è la storia di un ex criminale che è uscito dal carcere e cerca la sua redenzione. Poi si isola sulla montagna, conosce un ragazzo, ci si affeziona talmente tanto che per vendicarlo riarma la sua mano. Non spoilerò il finale, però è un film di genere, un thriller poliziesco, farà molto riflettere, si parla anche del problema del lavoro, della sottopaga, dello sfruttamento dei lavoratori. È un film che chiaramente riuscirà ad avere successo perché è nato per la disponibilità del CAS, ossia è uno sforzo economico da parte dei 3 produttori, ma noi, io e il resto del cast, da Adolfo Margiotta, Sebastiano Somma, Emi Bergamo, Carlotta Rondana, insomma c'è un cast eccezionale, veramente di grandi professionisti che hanno accettato di partecipare a questo progetto, cioè isolando un attimo il problema cachet economico. Certo. Loro hanno sposato e lo fanno proprio per amore, e questa è veramente una dimostrazione per aver creduto in questo film. Lo stiamo ultimando qui tra Udine e in Friuli Venezia Giulia, insomma tra Udine e Pordenone, però tutto, cioè, sia la troupe che il cast, una volta che gli abbiamo proposto il progetto hanno detto sì senza preoccuparsi assolutamente di quello che è il problema di tutti, che è il cachet, anzi no.
hanno detto sì, facciamolo perché ci crediamo, e questo film chiaramente una volta che è stato confezionato verrà mandato grazie alla produzione, che è la 102, una produzione internazionale, a tutti i festival di grande spessore internazionale, per cui partiremo dai festival, speriamo di ricevere le giuste gratificazioni e poi uscirà sulle piattaforme tra cui Amazon e Netflix. Ecco, ormai quello è il futuro. Sì, sì, purtroppo sì, dopo dobbiamo tanti essere sinceri. cinepanettoni, alla fine Io ho quello è il fatto i futuro. 14 più un best-of che riassumeva insomma tutti i 30 anni dei film di Aurelio De Laurentiis, sì. nel quale ci sono 20 minuti, per cui tra i 90 minuti di tutti gli attori che ci sono stati è una grande soddisfazione. Però purtroppo il lockdown ha veramente distrutto i cinema, perché a parte il prezzo che è diventato abbastanza esoso, però una famiglia invece di spendere 80 euro per andare di 4 persone per andare a vedere il film, aspetta che esce sulle piattaforme gratis, e questa cosa ha danneggiato, perché il piacere di godersi il film in sala è tutta un'altra emozione, insomma. Ecco. Ritorniamo a Enzo Salvi, l'amore per la sua famiglia e per gli animali. Questo l'abbiamo visto anche nei tuoi social con dei pappagalli. Beh, io da quando conosco l'uomo amo ancora di più gli animali, hai ragione, sì. perché sostengo sempre che proteggere è la più bella voce del verbo amare. Io sono vicepresidente dell'associazione Passione Pappagalli Free Flight, della quale è presidente la mia carissima amica, che per me è come una sorella, Chiara Alessandrini. Noi ci impegniamo con i nostri iscritti, che sono più di 300, ad educare i pappagalli al volo libero, perché non c'è cosa più bella che dargli la possibilità di volare essendo nati con le ali e non con i gialli a viverli costretti nelle loro gabbie. E tu dici, guarda, te lo dico sinceramente, Luca lo sa che è venuto con me, vedere il cielo dipinto di colori è una grande emozione, insomma, ecco. E soprattutto per i cani. Infatti Peggy è nato il corto, è nato dall'amore che ho nei confronti del cane, per dimostrare. Io sostengo sempre che i cani sono degli angeli scesi dal cielo per condividere con noi la loro breve ed intensa vita donando amore incondizionato, ed è la verità. Sì. Oltre che l'amicizia condividiamo anche la parentela, perché Luca ha la sorella di Peggy, che si chiama Lucy. Per cui difatti da quel giorno lui è stato molto contento, perché i Labrador veramente sono iperattivi, gli ha distrutto casa come la mia, ecco. Però vabbè, non puoi non amarli. E riflettendo sull'amore del cane, difatti il corto narra, diciamo, la decadenza di un impero industriale di un personaggio che alla fine si è ritrovato solo, ma non è solo, perché l'unico essere che gli è rimasto vicino è il suo cane. Gianluca, come è stato accolto in Friuli, Enzo, oltre a questa passione? Volevo aggiungere una cosa, certo. un corto che ha portato a questo lungometraggio, che è l'opera prima di Emiliano Locatelli, che è un ragazzo che io ho conosciuto personalmente sul set insieme a Enzo di Din Don ancora, perché Emiliano ha avuto una carriera come microfonista, no? Sì, stiamo parlando del regista, però, no? Esatto, il regista. Lui è un grande fonico del cinema, Grande fonico del cinema, però un giorno mi ha detto Enzo, guarda che Emiliano, il ragazzo che hai conosciuto lì sul set di Din Don, è un abile sceneggiatore, e così l'ho chiamato, sono diventato amico suo, mi ha fatto leggere qualcosa, poi io sui miei social gli ho scritto qualcosa, ed è qualcosa di veramente molto bravo. E questo corto, Finalmente tu, ha fatto vincere Enzo il premio di miglior attore protagonista a cortinametraggio, che è per i corti diciamo il Festival di Venezia per i lungometraggi in sostanza. Quindi si sono partiti con entusiasmo. Poi finisco e rispondo alla tua domanda. Recitare con lui io ho provato a recitare con lui nella parte comica di Din Don, e vabbè, l'avremmo fatta 20 volte quella scena, perché voglio dire, sì, quando ci guardava in faccia lui. A proposito, prossimamente uscirà Din Don 5, sempre su Italia 1. Però vedere Enzo trasformato, poi io che, vabbè, sono amico, adesso lo dico, lo conosco, ma nella vita è veramente come vederlo nei cinepanettoni, perché questo è un personaggio, cioè più unico che raro, però vederlo trasformarsi in questo ruolo drammatico, cioè a me veramente nella scena che siamo io e lui con questo dialogo che abbiamo, mi metteva, certo, perché io è come il bambino che diventa un calciatore e magari va a giocare col suo idolo, per me è uguale. Però recitare con lui e vederlo in questo, oltre a mostrare, mi ha anche impaurito, perché veramente la faccia della killer gli è venuta veramente bene. Non ha la faccia da killer, vabbè. Vedrai, ti stupirò. Vedrai, perché poi oltretutto, oltre al cast,
che poi qua i ringraziamenti si spendono sempre, ma è vero, perché è una squadra, come diceva lui, che ha lavorato veramente con la passione di fare bene, di presentare un prodotto che è un film, nonostante sia un thriller poliziesco drammatico, ma è un film giovane, perché, come diceva lui, parla di tutto, del sociale, sì, dell'attualità. Sì. E ci sono dei personaggi dentro, come il truccatore, la truccatrice adesso, che veramente fanno dei miracoli a lui. Specialmente la troupe, eccezionale. Poi non so cosa mi avevi chiesto. Ti avevo chiesto come ha accolto il Friuli Enzo e poi chiederò a lui che cosa ne pensa del Friuli. Enzo, prima di me, veniva in Friuli da giovane perché il papà, Magico Toni, aveva un'amicizia. Un'amica intima che stava a Montegliano e quindi lui da giovane ha fatto all'ombra del campanile, ha fatto le sue vacanze, no? E Enzo in Friuli è accolto bene perché insomma, è un personaggio conosciuto, è un personaggio che se guardate i suoi film, chi li ha visti sa che raccoglie tutti dal pediatrico al geriatrico, perché la sua, anche se ha fatto il cipolla, se ha fatto questi personaggi qua, ma è una comicità genuina, certo. non volgare, mai scontata, è genuino, genuina, no? Quindi non puoi non volergli bene. Sai che c'è uno non si deve vestire di umiltà, il pubblico va rispettato, va coccolato, perché il pubblico è la nostra linfa vitale. Io dico sempre che è un negozio e vendo risate, per cui il pubblico è il mio miglior cliente. Cioè volersi far bene non è mostrarsi apposta, perché non puoi tradire né un bambino né una persona, per cui l'affetto che mi dimostrano è talmente grande che è la cosa che mi ha dato veramente una soddisfazione immensa, indescrivibile, è il sostegno che ho avuto una volta che il pubblico ha ricevuto questa novità di interpretare un ruolo drammatico. Se fossi stato un altro personaggio mi avrebbe detto ma continua a fare ride, ma lascia stare. Cioè, invece no, ti faccio leggere i commenti su Facebook, quando abbiamo pubblicato alcune foto, ci sono più di 3.000 commenti di sostegno, di gioia di vedermi che interpretare questo ruolo drammatico nelle mie corde, cioè questo è fondamentale. È fondamentale, sì. E soprattutto, finisco io, scusatemi per il Friuli, scusate. Voglio ringraziare e scusarmi anche con tutte le persone che conoscono me, conoscono lui indirettamente per i social, ma veramente in pochi giorni che siamo qua abbiamo cercato di venire a salutare un po' tutti perché anche gli amici ci tengono, insomma, a proposito del calore. Però ragazzi, ieri abbiamo cominciato alle 6 di mattina. No, soprattutto io ancora devo andare a dormire perché stacco, monto in macchina con Luca, andiamo in tournée, ringrazio Ada, la mia amica Ada, che mi ha invitato, insomma, che mi ha messo in modo e maniera tramite Luca di essere qua oggi. Ringrazio Tele Friuli per l'ospitalità e speriamo di ritrovarci qua a raccontarvi del successo del film. Facciamo un saluto finale tuo, classico, diciamo, per i telespettatori di Tele Friuli e per tutti quei friulani che non sono riusciti a vederti dal vivo come me e che magari vogliono farsi anche due risate. Allora, prima di venire qui a Tele Friuli mi ha fermata la gazzella di carabinieri, mi ha detto 10, poi gonfia dentro sto palloncino. Io ho detto sì, vabbè, mo ve lo gonfio, ma la prossima volta andiamo a giocare da un'altra parte, va. Vi invito qui tutti precisi, carucci e pettinari a Tele Friuli per dire mamma mia come sto! Grazie Enzo Salvi, grazie Gianluca De Bortoli. Grazie a te, ciao a tutti.